canto d'ingresso, tu quando verrai al numero 461. Tu quando verrai, Signore Gesù, quel giorno sarai un sole per noi, un libero canto da noi nascerà, e come una danza il cielo sarà. Tu quando verrai, Signore Gesù, insieme vorrai far festa con noi, e senza tramonto la festa sarà, perché finalmente saremo con te. Tu quando verrai, Signore Gesù, per sempre dirai, gioite con me. Noi ora sappiamo che il regno verrà, nel breve passaggio viviamo di te. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Signore che tutti ama e benedice con voi. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Preghiamo. Padre, che per liberare il mondo dalla schiavitù hai dato il tuo Figlio, dona a tutti che attendiamo con fede la tua misericordia di giungere al premio già da ora della vera libertà. Per Cristo nostro Signore. Dal libro del profeta Isaia. Se abiti a Gerusalemme, tu non dovrai più piangere. Un tuo grido di supplica il Signore ti farà grazia, appena udrà ti darà risposta. Anche se il Signore ti darà il pane dell'afflizione e l'acqua della tribolazione, non si terrà più nascosto il tuo Maestro. I tuoi occhi vedranno il tuo Maestro, i tuoi orecchi la parola dietro di te. Questa è la strada, percorretela, caso mai andiate a destra o a sinistra. Allora egli concederà la pioggia per il seme che avrai seminato nel terreno, e anche il pane prodotto della terra sarà abbondante e sostanzioso. In quel giorno il tuo bestiame pascolerà su un vasto prato. I buoi e gli asini che lavorano la terra mangeranno biada saporita, ventilata con la pala e con il vaglio.
Su ogni monte e su ogni colle elevato scorreranno canali e torrenti d'acqua nel giorno della grande strage, quando cadranno le torri. La luce della luna sarà come la luce del sole, e la luce del sole sarà 7 volte di più, come la luce di 7 giorni, quando il Signore curerà la piaga del suo popolo e guarirà le lividure prodotte dalle sue percosse. Parola di Dio. Beati coloro che aspettano il Signore. È bello cantare inni al nostro Dio, è dolce innalzare la lode. Il Signore ricostruisce Gerusalemme, raduna i dispersi di Israele. È bello che aspettano il Signore. Risana i cuori affranti e fascia le loro ferite. Egli conta il numero delle stelle e chiama ciascuna per nome. Beati coloro che aspettano il Signore. Grande è il Signore nostro, grande nella sua potenza. La sua sapienza non si può calcolare. Il Signore sostiene i poveri, ma abbassa fino a terra i malvagi. Di coloro che aspettano il Signore. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore è nostro giudice, nostro legislatore, nostro re, egli ci salverà. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore è con voi. Dal Vangelo di Matteo. Arriva a tutte le città e i villaggi, insegnando nelle sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e infermità. Vedendo le folle ne sentì compassione, poiché erano stanche e sfinite come pecore senza pastore. Allora disse ai discepoli: la messe è abbondante, ma pochi gli operai. Pregate il Signore della messe perché mandi operai. Chiamati a sé i 12, diede loro potere sugli spiriti immondi per scacciarli e guarire ogni malattia e infermità. E li inviò ordinando loro: rivolgetevi alle pecore perdute della casa di Israele. E strada facendo, annunciate dicendo che il regno di Dio è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i leprosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente il Dio di Gesù è con noi per consolarci in ogni tribolazione e si commuove davanti ai nostri pianti, asciuga ogni lacrima, fa dono di grande fecondità, rappresentata dagli abbondanti raccolti delle campagne. Questo annuncio di Isaia è concluso da un'immagine stupenda. La luce della luna sarà come la luce del sole e la luce del sole sarà 7 volte di più,
come la luce di 7 giorni, quando il Signore curerà ogni piaga del suo popolo. Gesù si sta rendendo conto della fede tempo e di ogni tempo. Gente sfinita, come pecore prive di pastore, perciò interviene e il suo sentimento si trasforma nella decisione di inviare i 12 per guarire. Lo stile della missione è riassunto in queste parole: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. È una frase grandiosa, dalla quale è importante tirare le conseguenze. È proprio vero che il nostro amore è gratuito, anche la Chiesa dona gratuitamente o sotto condizione. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi
Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate perché possiamo offrire sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Sempre si rinnova, Signore, l'offerta di questo tuo dono, che attua il mistero istituito da Gesù. Con la sua divina potenza renda forte e visibile anche in noi l'opera della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore con voi E con il tuo in spirito alti i nostri cuori sono rivolti al Signore. rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e benediti, Padre di infinita bontà, per Cristo Signore nostro. Ora viene incontro a noi in ogni persona, in ogni tempo, perché l'accogliamo nella fede, testimoniamo nell'amore la speranza del suo regno. Per questo ti cantiamo. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla compiere il servizio. Umilmente per il sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci faccia un sol corpo. E ricordati, Padre, della Chiesa tutta, rendila perfetta nell'amore, in unione con il Papa, il nostro Vescovo, presbiteri e diaconi. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che sono addormentati nella certa speranza della risurrezione e di tutti i defunti, li ammetti a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti, di tutta l'umanità, in misericordia, doni di aver parte alla vita, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, in Gesù Cristo, tuo Figlio, danceremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei
secoli. Figli di Dio, diciamo, Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo. Dacci come anche noi li ripetiamo i nostri debitori, e non abbandoni mai alla tentazione. Tu liberi, Padre, da tutti i mali, doni pace ai nostri giorni. Per tua bontà vivremo sempre, liberi dalla tristezza, sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la bella speranza e ritorni glorioso Signore Gesù Cristo. Tuo è il regno. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardi i peccati ma la fede, e doni unità e pace, perché ami nei secoli dei secoli. Pace del Signore sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida sulla strada verso il regno. Sei sostegno col tuo corpo, resta sempre con noi, o Signore. È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza e rende più sicuro il nostro passo. Se il vigore nel cammino si svilisce, la tua mano dona lieta la speranza. Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida sulla strada verso il regno. Sei sostegno col tuo corpo, resta sempre con noi, o Signore.
Preghiamo. Ti ringraziamo, Padre. Riceviamo sempre la tua misericordia. La forza potente di questo tuo dono ci purifica da ogni male e ci prepara alle feste del prossimo Natale. Per Cristo nostro Signore. Il Signore è con voi. Siete misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. Arrivederci ancora qui. Andate in pace. Diamo grazie a Dio. 221. Immacolata Vergine bella, di nostra vita, tu sei la stella, fra le tempeste guida il cuore di chi ti chiama, Madre d'amore. Siamo peccatori, ma figli tuoi, Immacolata, prega per noi. Siamo peccatori, ma figli tuoi, Immacolata, prega